Da poco più di 3 ore è volato in cielo Don Pierluigi di Piazza. Siamo nella Sala Petris, quella che ha ospitato tanti incontri da lui moderati. Lo troviamo ovunque, amico della pace, ci sono proprio le tracce ovunque qui a Zugliano. Saverio Scalera, lei è uno dei tanti volontari. Le chiedo intanto che testamento lascia Don Pierluigi di Piazza. Ma intanto il suo testamento è la sua vita, il suo esempio, oltre al messaggio puntuale che ha sempre come dire, divulgato attraverso il suo esempio e la sua parola, quello dell'accoglienza, della solidarietà, della legalità. È stato appunto l'altro giorno nell'ambito del Vicino Lontano ricordato proprio il suo impegno sulla questione della legalità e sui tanti campi contro lo sfruttamento. Quindi è una bella testimonianza di vita, di vissuto, ma di grande impegno che lui ha profuso e quindi trasmette a noi questo testimone di continuare la sua opera. Senta, e adesso? Adesso noi ovviamente viviamo il dolore, però il dolore va vissuto con un progetto, come dire, che guarda al futuro. Con Pierluigi da un anno stavamo discutendo insieme a un gruppo, progetti, Suor Marina, io e altri volontari, di un progetto di rilancio del Centro Balducci per renderlo come dire, efficace rispetto ai tempi che stiamo vivendo. E su questo Pierluigi ci ha lasciato, come dire, il segno di una condivisione di questo progetto di rilancio. E quindi dal momento del dolore, della sofferenza per il distacco, siamo motivati a portare avanti sicuramente il suo messaggio. Senta, fin quando ha potuto Don Pierluigi è stato presente? Ci sono 2 episodi, l'ultimo è veramente un dono d'amore. L'ultimo dono d'amore è stato sicuramente il battesimo della nipotina, venerdì. Prego. Madre. Sì, insieme alla famiglia questo battesimo del pronipotino era un desiderio della famiglia, della mamma e anche di Pierluigi, di battezzare la nipotina. E venerdì pomeriggio, con tutta lucidità, con tutta la sua disponibilità e partecipazione, ha detto sì, facciamo il battesimo. Al suo fratello chiama la sua figlia col bambino e la famiglia. Così in 2 ore abbiamo preparato tutto, la famiglia aveva già preparato tutto, la bambina di 3 anni. Abbiamo vissuto con lucidità, con serenità, partecipazione, fede profonda, vivendo anche tutti i segni del sacramento, con le parole, con le preghiere abbiamo vissuto. Quindi era un momento bellissimo, importante. Che rapporto aveva con Don Pierluigi? Sono qui da novembre, 14 anni che sono qui nel centro, condividendo come comunità religiosa insieme alle consorelle che sono passate, adesso siamo in 2, condividere questo progetto di accoglienza e di promozione culturale, quindi un pensiero che condividiamo e in armonia abbiamo portato avanti insieme a tutti i volontari, insieme a Pierluigi, questa esperienza. Senta, lui viene definito il prete, il sacerdote degli ultimi, magari poteva essere definito anche un prete un po' scomodo. È un prete scomodo, questo noi sapevamo. Come religiose, come comunità religiosa, con consapevolezza, abbiamo scelto di condividere questo cammino insieme a lui. È un prete scomodo fin dall'inizio del suo essere cristiano, del suo essere prete, nella sua ricerca, sempre si è schierato vicino ai poveri, ha amato la sua chiesa, quella chiesa del Vangelo. Il suo impegno, la sua preoccupazione era tutto di non tradire mai il Vangelo e di non tradire mai il suo maestro. Gesù di Nazareth, chiamava straordinario Gesù di Nazareth. E noi abbiamo visto fino all'ultimo momento, lui è stato fedele a questo. E il suo esempio del Vangelo è quello di seguire
Gesù come buon samaritano, Gesù che non è sacerdote, Gesù laico, in samaritano ci presenta un Gesù laico che sa prendere cura degli ultimi, soprattutto delle persone ferite. E questo ha continuato, ci ha insegnato questo. Ecco, senta, le ultime parole che ha pronunciato, visto che lei le è stata accanto veramente fino all'ultimo. Quando abbiamo parlato di questo momento che lui ha compiuto adesso, prima abbiamo potuto parlare, ha detto: sono sereno, accetto, mi affido. Lasciatemi andare. E l'ultima parola che ha usato tante volte, il passaggio, e non ha saputo completare cosa voleva dire il passaggio, ha ripetuto diverse volte il passaggio. E poi diverse volte diceva l'Eucaristia, celebriamo l'Eucaristia, perché il suo tutto ciò che lui ci lascia, che ha creato qui come segno del Vangelo, viene dall'Eucaristia. È nato dall'Eucaristia questo centro. Senta, lui ha posto le basi, ha costruito non muri ma spazi, e adesso voi dovete mandare avanti quello che è un progetto che è partito ancora nell'89, quando Don Di Piazza decise di condividere parte della sua casa con i meno fortunati. Sì. Allora, una persona quando entra in questo luogo, in questo spazio, subito coglie questa particolarità di apertura, anche come è disposta così, non c'è un cancello chiuso, non c'è una porta chiusa, uno spazio aperto. Questa apertura lui ha vissuto fino all'ultimo e noi siamo chiamati a portare avanti anche il regolamento che abbiamo per gli ospiti che accogliamo qui. C'è un piccolo regolamento che è come il regolamento di tutti i cittadini, per vivere insieme c'è un aiuto dal regolamento, però quello che noi diciamo ogni volta agli ospiti, la fiducia e la responsabilità, e questo è quello che Pierluigi ci ha insegnato, noi vogliamo portare avanti così. E fedeltà, fiducia reciproca nel portare avanti un cammino anche insieme agli ospiti. Senta, nel periodo pasquale lui c'era, nonostante le difficoltà, mi dicono, e ringrazio l'amico che mi ha segnalato questa cosa, lui ha celebrato tutte le messe. Tutte le messe. Da giovedì santo, l'Eucaristia dell'ultima cena, venerdì la celebrazione della Passione, sabato la veglia pasquale, domenica ha celebrato la messa pasquale. La comunità era vicino, la comunità ha partecipato e lui ha trasmesso a noi ancora il suo messaggio di speranza, di non scoraggiarci mai, anche in questo momento che stiamo vivendo per la guerra di Ucraina e tante altre guerre, di essere portatori di pace, impegnarsi nella quotidianità, essere speranza che si muove, speranza che si cammina. Questo è il messaggio che ci ha lasciato. Senta, chi sta in alto ci dice che ognuno di noi deve portare la propria croce. Don Pierluigi che croce ha portato? E spesso diceva, quando si stava attraversando il momento difficile, che soprattutto quando ascolta le sofferenze delle persone, quando sente notizie difficili del mondo, il mio cuore è piccolo e non sta tutto nel cuore, tanto è grande la sofferenza dell'umanità. Quindi ha portato la croce di tutta l'umanità che lui ha incontrato. Ha portato la croce come uomo, come prete, come uomo di Chiesa, di non essere capita dalla Chiesa, da una parte della Chiesa. Questa croce ha sofferto fino all'ultimo dalla nostra Chiesa di non essere capita. Saverio, qui verrà salutato Don Pierluigi Di Piazza. Che cosa ti ha insegnato? Ma intanto a me ha insegnato moltissimo prima di essere pensionato e quindi di fare volontariato nella mia attività di lavoro. Io ho assunto molte idee che mi hanno aiutato
nella vita che facevo, di testimonianza, ma anche di gestione di alcune problematiche lavorative. La testimonianza quindi è quella l'esempio è quello di portare avanti tutte le cose che ha detto Suor Marina. Io non penso di aggiungere altro, le parole molto profonde e molto significative che ha detto Suor Marina. L'esempio sta tutto nelle parole che ha accennato Suor Marina. Il Vangelo è il punto nostro di riferimento e oltre al Vangelo gli ultimi, i bisognosi, ai quali noi dobbiamo sempre tendere una mano, perché è questo che ci ha insegnato Pierluigi. Quanti sono i volontari? Io vedo che mentre parliamo assieme il giardino, il parcheggio si sta riempiendo. Questa sarà una veglia lunga che andrà avanti sino a martedì pomeriggio. È una veglia che sarà lunga, comincia da ora e finirà, ma non soltanto martedì, ma anche mercoledì, perché mercoledì ci sarà il funerale anche a Tualis, il paese di nascita e di origine di Pierluigi. Noi volontari, circa una novantina, vero? Sì. Suor Marina, tutti, come dire, suddivisi. Una trentina di persone volontarie frequentano quotidianamente il centro. Con le loro competenze e disponibilità piena, diciamo, che il centro sta andando avanti, supportato, condiviso dal volontariato, che direi il 90% delle attività è portato avanti dai volontari. Dal gruppo di accoglienza, al gruppo di progetti, ma poi c'è il gruppo di chi si occupa della distribuzione degli alimenti, ma anche dei vestiti e di segreteria, e quindi siamo poi la parte culturale importantissima, perché sono quelli sulla quale poi si basa i convegni e tutte l'ultimo, quello di Vito Mancuso, che ha visto la presenza di Pierluigi molto importante, a proposito un convegno sul centenario della nascita di Ernesto Balducci, al quale è come dire, intitolato Il Centro. Ha visto proprio Vito Mancuso e la presenza di Pierluigi, è stato un convegno molto profondo per il messaggio che arriva da Ernesto Balducci e poi, come dire, portato avanti anche da Pierluigi. Bene, questo voleva essere un umile racconto di una persona importante. Io vorrei andare un attimo da una collega. Andiamo dalla collega Borsatti, dobbiamo parlare di quella che è la capacità di accogliere qua dentro. Ma io manco in realtà dal Friuli da molto tempo e ho trovato qui al Centro Balducci una capacità di accoglienza straordinaria, una generosità straordinaria e anche una grandissima macchina organizzativa che funziona proprio grazie ai numerosi volontari che operano qua e grazie alla generosità con cui operano. E l'occasione per scoprire tutto questo è stato il fatto che insieme al Centro Balducci, anche con l'aiuto della comunità di Sant'Egidio, siamo riusciti a portare in Italia un giornalista afghano con sua sorella, sempre giornalista, e la loro famiglia, la moglie e i 2 bambini. Il giornalista era stato minacciato di morte dai talebani e temeva per la propria vita, era fuggito in Pakistan e lì aspettava di trovare un futuro migliore in Europa e siamo riusciti a fare tutto questo proprio grazie al Centro Balducci, che ha promesso che si è impegnato ad ospitarli, a garantire la loro piena integrazione all'interno della società italiana e di fare loro da supporto per un percorso appunto di apprendimento della lingua, di ricerca di un lavoro, di formazione lavorativa e credo che questo ci è stato possibile anche grazie al Ministero degli Esteri italiani, alla nostra ambasciata a Islamabad, e ora sono certa che non potevano trovare luogo migliore per seguire questo percorso, anche se in realtà il Centro Balducci e tutti noi avremo bisogno del supporto di tutti quanti ci vorranno aiutare per aiutare questa famiglia e il Centro Balducci a trovare un percorso di autonomia. Senti, una delle frasi che ricordo molto bene che pronunciava Don Pierluigi: nessuno deve rimanere da solo, è stato di parola.
Assolutamente sì, è stato di parola, infatti nel mio piccolo io ho trovato il centro Balducci che mi ha aiutato e questa famiglia afghana ha trovato tanti amici e tanti sostenitori qui e non è sola.